Tornano al centro dell'attenzione le condizioni del fiume Liri. Tanti i cittadini che nella mattinata di sabato 30 settembre hanno notato la presenza di bolle bianche nel corso d'acqua. Sulla questione è intervenuto Marco Belli, dirigente nazionale di Fare Verde, il quale ha annunciato che in questi giorni farà un esposto alla Procura della Repubblica di Cassino. Fare Verde da anni che si occupa della schiuma nel Liri e non è riuscita mai a cavare un ragno dal buco. Praticamente abbiamo investito tutti, compreso il sindaco di Sora, la provincia di Frosinone, l'Arpa Lazio, niente da fare. Questo fenomeno si ripete costantemente e anche all'improvviso. Questa cosa deve pure avere una fine e quindi annuncio pubblicamente che entro questa settimana presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Cassino per chiedere accertamenti di rigore a questo punto sulle emissioni di chi sta inquinando praticamente, perché non è possibile che ci vengano a dire ogni volta, una volta sono le foglie, un'altra volta mancanza di ossigeno, un'altra volta il turbinio dell'acqua, ma questo invece è una cosa che si ripete troppo spesso e le schiume ci sono, punto. Non è la prima volta purtroppo che si verifica un simile evento. Dal 2018 l'associazione chiede di monitorare in tempo reale il fiume Liri ed agire con tempestività ogni qualvolta si verifichino ipotesi di inquinamento. Noi stiamo su questa cosa almeno dal 2018, quindi sono 5 anni che va avanti questa storia delle schiume nel Liri e sono 5 anni che ci battiamo. Ottenemmo anche l'intervento del sindaco di Sora e la provincia di Frosinone che chiese all'Arpa Lazio di analisi più costanti, però oltre a non aver avuto mai nessun riscontro per quanto riguarda le analisi che sono state eseguite, se c'è stato un incremento delle analisi oppure sono rimaste tale e quali, non abbiamo il riscontro di analisi puntuali, cioè fatte nel momento in cui ci sono le schiume. E se c'è un pronto intervento dell'Arpa Lazio, questo diventi un vero pronto intervento e agisca in tempo reale, non dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, quando l'acqua è andata via. Maggiori controlli chiesti anche per la vicina Regione Abruzzo. Maggiori controlli nell'altra regione perché abbiamo individuato lì un'azienda che fanno il lavaggio dei camion che portano il cemento e bisognerebbe controllarla. Abbiamo individuato anche comuni che hanno depuratori fatiscenti e soprattutto il fatto del problema dei depuratori è la nostra battaglia che portiamo avanti da sempre con denunce a tutte le autorità possibili e immaginabili. Ultima in ordine cronologico è proprio quella là di Isola del Liri e di Fontana Liri e Arce che sono stati deferiti da noi all'Unione Europea.